Le ville venete sono uno dei principali tesori storico-architettonici lasciati in eredità dalla Serenissima, tanto da essere state inserite nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Oggi le ville venete si presentano come una preziosa risorsa per il turismo regionale, offrendo ai visitatori non solo la possibilità di ammirare la ricchezza degli affreschi, dei giardini, dei saloni e delle barchesse, ma anche di vivere la bellezza dall'interno. La strategia turistica della regione, infatti, punta a fare delle ville dei nuovi centri di ricezione, in cui vivere il fascino di una vacanza immersa in una suggestiva cornice architettonica che rievoca lo splendore della storia e della cultura veneziana. Quello che vorremmo fare noi è valorizzare le ville venete, che già magari sono conosciute ma vengono frequentate più per questioni museali e non vengono fruite dal turismo anche come foresteria, cioè non come alloggio. Quello che vorremmo fare noi, abbiamo circa 4.000 ville venete in Veneto, sono 4.200 considerando anche quelle friulane, ma soltanto un centinaio di queste sono aperte al pubblico con uso foresteria, quindi offrendo anche da dormire al turista. Un altro centinaio è aperto ma soltanto con servizi diversi. Quello che vorremmo fare noi invece è far sì che il turista arrivi in villa, la veda, ci dorma all'interno, consumi i prodotti tipici, magari prodotti dalle campagne della stessa Villa Veneta, così come era in origine, quando la Villa Veneta era un tutt'uno che creava al proprio interno anche delle produzioni tipiche locali, e quindi c'era cultura, c'era l'alloggio e c'era anche la produzione di prodotti agricoli. Un nuovo prodotto turistico che la Regione Veneto intende costruire seguendo l'esempio di un modello di fama internazionale come i Castelli della Loira. Bisogna dire che i cugini francesi con 30 Castelli della Loira fanno un fatturato di 1 miliardo di euro l'anno con l'indotto e 7 milioni e mezzo di visitatori. Le nostre ville sono appena agli inizi di questo percorso, ma hanno un potenziale che può tranquillamente raddoppiare queste cifre. Potenzialità espresse dall'identità stessa delle ville venete, antiche dimore di campagna dei patrizi veneziani, che ancora oggi conservano il fascino e l'attrattiva della loro originaria dimensione rurale. Un segnale che proviene da molto lontano, da quando la villa divenne un po' il fulcro di questa nuova agricoltura territoriale di Venezia in terraferma. Ma ancora oggi gran parte delle ville svolgono questa funzione legate al proprio territorio e legate all'eccellenza del territorio stesso. Pensiamo che molte ville venete sono sede di cantine di altissimo pregio oppure di prodotti enogastronomici del territorio di grande livello, per cui bene ha fatto Regione Veneto a portare questa eccellenza tra le eccellenze del Veneto.